Ben ritrovati, mercoledì Spazio al CGIL, e questo è il periodo dell'anno in cui andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le scadenze per quanto riguarda la campagna fiscale, per non trovarci impreparati nel momento in cui dovremo presentare tutti i documenti per il 730, ma anche per quanto riguarda il servizio contabilità e partite IVA. Allora presento subito le mie ospiti. Oggi trasmissione tutta al femminile e ci piace. Buongiorno, ben ritrovata a Monica Giomo, amministratrice delegata di CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Ben ritrovata. Grazie, Monica. Buongiorno Francesca, buongiorno. Buongiorno a Carla Barella, responsabile del servizio contabilità e partite IVA di CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso, e in collegamento abbiamo Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Buongiorno Giuliana e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. E allora iniziamo subito, Monica, mettendo un po' di ordine. Abbiamo parlato della dichiarazione dei redditi, perché già dall'anno scorso state gestendo le prenotazioni, nel senso che uno fa la dichiarazione dei redditi e subito dopo prenota già l'appuntamento per essere puntuale con tutte le documentazioni. Sì, siamo di fatto partiti in quella che noi definiamo appunto campagna fiscale, che ci vedrà impegnati fino al 30 di settembre per la compilazione dei modelli 730, però non dimentichiamoci anche dei modelli redditi, persone fisiche, e qui infatti oggi insomma con noi c'è anche la collega Carla Barella, appunto, che è la responsabile del servizio che si occupa dei lavoratori cosiddetti atipici, titolari di partita IVA, e quindi ci faceva piacere questo spazio per noi di informazione e di formazione per appunto delle tematiche che sono sì molto specifiche e di settore, però cerchiamo di rendere anche nel nostro parlare la materia a disposizione dei cittadini che ci seguono. Il periodo delle dichiarazioni appunto ci vede particolarmente impegnati, però questo non significa che il CAF della CGIL di Treviso non si occupi naturalmente anche di altre prestazioni. Ricordo ad esempio che il nostro sito si compone in maniera facile di una serie di settori, di rettangoli, dove potete eventualmente trovare tutta una serie di informazioni. Ecco, la interrompo, chiedo alla regia se può inquadrare questa schermata del sito in modo che, eccola qui, grazie ad Alessandro Granziera e a Francesca Pezzo in regia. Prego, scusi Monica, sono interrotta. No, ci mancherebbe. Ecco, il sito www.cgltreviso.it è il sito dove i cittadini possono tranquillamente andare a trovare delle informazioni utili in questo particolare momento, sicuramente dedicato per la campagna 730, ma poi tutto l'anno naturalmente per tutti quelli che sono i servizi che noi eroghiamo. Possono essere quelli di natura fiscale naturalmente, tra cui l'ISEE, che è una prestazione che viene resa naturalmente tutto l'anno, oppure per quella dedicata in particolare ai pensionati, che sono le dichiarazioni reddituali, quindi i RED e varie prestazioni. Ci occupiamo naturalmente anche del servizio successioni. Purtroppo quando viene a mancare una persona c'è la necessità di presentare una dichiarazione di successione, e quindi i nostri colleghi sono a disposizione sia per redigerla, ma anche per dare tutta una serie di informazioni naturalmente sulla materia. Ci occupiamo anche del servizio delle colfe badanti e dell'amministratore di sostegno, che sono due servizi che in questi ultimi anni, in particolar modo anche l'amministratore di sostegno, è un servizio che ci vede molto coinvolti, perché è una figura che si rende necessaria, e si rende necessaria anche legandola, voglio dire, a quello che è il mondo nostro fiscale, della compilazione della dichiarazione dei redditi, perché faccio un esempio: nel momento in cui una persona non è nella condizione di poter, oltre che svolgere le sue abituali funzioni normali di vita, anche quelle di occuparsi della burocrazia per rendere la cosa semplice, è necessario nominare una persona che si occupi anche degli incartamenti e quindi di apporre le firme a volte su documentazione, come nel nostro campo fiscale. Ci occupiamo naturalmente poi appunto di tutti i lavoratori non subordinati e di tutto quello che è il mondo anche delle
delle prestazioni della casa che si intrecciano sempre anche con la fiscalità e quindi quelli che sono i bonus legati alle ristrutturazioni. Abbiamo sentito parlare insomma da un paio d'anni a questa parte di 110 e quindi naturalmente anche per chi ha voluto intraprendere i lavori di ristrutturazione o di super bonus sulle proprie abitazioni o condomini, siamo stati e lo siamo ancora naturalmente di supporto per cercare di fare tutta la pratica nel modo corretto proprio per poter beneficiare poi in sede di dichiarazione delle detrazioni, perché sappiamo che purtroppo rispetto alla burocrazia non fare tutto come viene chiesto dalla normativa, purtroppo poi c'è una sorpresa amara quando si arriva al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, per cui magari si scopre di non poter detrarre o dedurre una spesa e a volte quelle sulla casa insomma sappiamo essere molto consistenti. Al momento dell'appuntamento i nostri uffici chiaramente sono aperti dal lunedì al venerdì, giusto per dare un attimo un'informazione anche di carattere operativa. È possibile prenotare appunto con tutti i riferimenti che sono riportati all'interno del sito, quindi sia con il numero di telefono 0422 4091 tasto 2 oppure anche mandando una mail che a volte, poiché il telefono insomma può essere un attimo anche congestionato dalle chiamate, mandando una semplice mail i nostri colleghi insomma provvederanno a ricontattare tranquillamente la persona e a fissargli l'appuntamento o a dargli insomma quell'assistenza di cui eventualmente necessita. Anche WhatsApp funziona molto bene, anche WhatsApp, ne sono testimone, sì. Quindi per fissare appuntamento sì. dirli è molto immediato ed efficace. Farlo anche nei momenti in cui magari gli sportelli non sono operativi, ecco, si cerca di trovare degli strumenti naturalmente attuali per poter appunto raggiungerci anche quando magari insomma siamo cosiddetto fuori orario rispetto all'orario canonico di sportello. Quindi ecco, nel sito trovate tutte queste informazioni e niente, trovate anche le liste di appuntamento per ciascuno dei servizi che ho insomma riassunto brevemente, in modo tale che anche da casa potete tranquillamente o leggerle oppure eventualmente stamparle e sono magari di supporto insomma per chi anche si approccia per la prima volta. Poi è chiaro che non c'è problema se al primo appuntamento il più delle volte magari si arriva che non si ha tutto quello che serve, ma non c'è problema, insomma si può tranquillamente rifissare un appuntamento. L'importante è completare la pratica per il cittadino nel miglior modo possibile, in modo tale che giustamente gli assicuriamo di poter ottenere più che altro il più delle volte con il 730 il rimborso, quindi una somma che deve arrivare attraverso la busta paga o rata di pensione. Però è giusto anche dire che la dichiarazione dei redditi è fatta, ahimè, anche per pagare le imposte, quindi a volte nel momento in cui ci sono alcune situazioni come ad esempio magari 2 rapporti di lavoro nel corso dell'anno o ho chiuso il rapporto di lavoro e sono andato in pensione, ecco, sono 2 situazioni per insomma fare 2 esempi semplici in cui può scattare l'obbligo della presentazione e quindi magari a volte mettere insieme questi 2 redditi fa scattare naturalmente un'imposta ed ecco che la dichiarazione ci aiuta a metterci in regola nei confronti dell'erario, quindi insomma gli adempimenti non mancano, ma insomma è il nostro lavoro quello di assistere chi si rivolge a noi e dargli insomma tutte le informazioni necessarie per far bene insomma. Ecco, io ho aperto dal vostro sito l'elenco di tutti i documenti necessari, poi faremo anche una specifica su come presentarli. Monica, abbiamo detto momento di dichiarazione dei redditi per i cittadini, anche per le partite IVA. Carla Barel, quali sono le scadenze? Allora, siamo sì in campagna fiscale per i 730 per lavoratori, pensionati, comunque persone fisiche non titolari di partita IVA e ricordo che la scadenza per la presentazione del 730 è il 30 settembre. Da ricordare invece che i titolari di partita IVA, la scadenza, parlo soprattutto per i versamenti, è il 30 di giugno. Mi preme a riconfermare questa data e ricordarle perché per i versamenti a debito, soprattutto per la parte anche previdenziale, quindi ci sono importi abbastanza consistenti, partendo col 30 giugno e quindi fissando un appuntamento nei nostri uffici per l'elaborazione della dichiarazione, c'è anche la possibilità di una rateizzazione che viene concessa in 6-7 rate, quindi prima si riesce a elaborare o partire col 30 di giugno,
più possibilità di rate, altrimenti chiaramente le rate si riducono e quindi con importi consistenti. Poi con la logica della semplificazione quest'anno che il governo sta mettendo in atto, secondo me ha creato un po' di disagio per il discorso dei forfettari in modo particolare, perché sono state tolte, non è più obbligatorio l'emissione della certificazione unica, che era quella che determinava il reddito da dichiarare nella dichiarazione dei redditi, e questo serviva anche per un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Adesso con l'evento della fatturazione elettronica, e confermo che ormai è obbligatoria la fattura elettronica per tutti, fuorché i medici o quelle prestazioni sanitarie che vengono poi trasmesse al sistema TS. Quindi faccio presente, non so, il fisioterapista, il psicologo, il medico, tutte quelle ricevute loro devono trasmetterle al sistema tessera sanitaria, perché poi la persona, il cliente finale, se le ritrova nella precompilata del 730 e poi sarà da giustificare con le pezze giustificative quando si passa presso i nostri uffici per il 730. Ricordo e approfitto che ancora oggi alcuni succede che fanno il pagamento in contanti. Ribadisco il concetto che questo importo, anche se è di 30 euro, deve essere un pagamento tracciato, perché altrimenti, pur essendo trasmesso e rientra nella precompilata, poi non può essere portato in deduzione da parte del CAF o comunque anche nella dichiarazione se uno se la gestisce. Ecco, Moni, sì, volevo prego. Integrare perché non abbiamo sottolineato il fatto che il 730 è vista come la dichiarazione tra virgolette semplificata, è stata introdotta pensando nel nostro regime insomma fiscale italiano, abbiamo sempre viaggiato con due tipologie di modulistica, uno è il 730 dal 2014 di fatto e affiancato a quello che abbiamo sentito chiamare insomma modello 740, il modello unico, il modello redditi, adesso si chiama redditi persone fisiche, ma che vale naturalmente anche per i titolari di partita IVA. Le scadenze ad oggi sono ancora diverse per la presentazione, perché il modello redditi si presenta entro ottobre, fine ottobre, e l'idea, diciamo, l'Agenzia Entrate sta lavorando per fare che cosa sostanzialmente? Secondo noi, vedendo come il modello 730, che è nato come modello semplice, semplificato, è diventato in realtà un modello fatto di molte pagine dove all'interno l'agenzia ha fatto in modo di collocare più tipologie di redditi e in questi ultimi anni in particolare ha inserito anche tipologie di redditi esteri e di altra natura. La finalità probabilmente quale sarà è che l'agenzia vuole arrivare che la dichiarazione dei redditi per tutte le persone fisiche diventerà il 730 e il modello invece redditi, o lo chiameranno in un'altra maniera, sarà dedicato ai soggetti titolari di partita IVA. Probabilmente insomma questo sarà il fine ultimo insomma dell'Agenzia Entrate. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, ricordo il numero 042216283332 per intervenire in diretta e fare domande ai nostri ospiti sul tema di quest'oggi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Vicenza. Prego. E volevo fare una domanda lì agli esperti, alle due esperti di quanto riguarda la denuncia dei redditi, se sanno darmi una risposta per quanto riguarda perché io devo pagare le tasse sul lordo. Sul lordo? Lordo. Scusi. Sul lordo e no sul netto. D'accordo, grazie. Carla, se vuoi, Prego, grazie. se vuoi cercare di spiegare. Beh, si parte in maniera dal semplice. lordo, non è proprio vero che si pagano le tasse sul lordo, perché comunque per la tipologia di redditi, lavoro dipendente, che sia a tempo determinato o indeterminato, o per redditi di pensione, poi vengono considerate delle deduzioni, quindi che mi abbassa il reddito su cui calcolare poi l'aliquota IRPEF e tutto quanto, quindi però è una normativa già fissata, queste sono le regole, diciamo, che prevede la normativa fiscale italiana. Certo, si parte da un imponibile però non è, lordo. voglio dire, se non viene tassato dal punto 1 del CUD
quindi ho preso, non so, 20.000, 30.000 e pago in base agli scaglioni su quell'importo, perché naturalmente c'è un calcolo di deduzione proprio per agevolare il discorso sia per lavoro dipendente sia per pensionato, cosa a parte che potrebbe essere invece per i lavoratori autonomi, collegandomi alla dichiarazione dei redditi, perché ad esempio il regime forfettario vanno a pagare l'imposta su un'imposta su una forfettizzazione, quindi su un importo ridotto, e i partite IVA vanno sempre con le aliquote IRPEF in base agli scaglioni sull'utile, quindi il fatturato meno i vari costi sostenuti per l'attività, e qua non hanno una deduzione come per il reddito da lavoro dipendente, però chiaramente è la normativa che prevede la legge italiana, la tipologia di tassazione. Prima di passare a Giuliana ed entrare poi nel merito di quelle che sono poi anche le possibili detrazioni, Monica, le chiedevo, ho fatto vedere prima il modulo che è possibile scaricare e visionare per tutta la documentazione che è necessario portare. Sì. Nell'eventualità ci si dimentichi qualcosa, può accadere, è possibile fissare un nuovo appuntamento ed integrare. È importante avere materiale cartaceo corretto, sì, e poi anche conservarlo. Assolutamente, sì, noi sì, consigliamo, ma è proprio la normativa che lo prevede di fatto. Noi come intermediari abbiamo di fatto l'obbligo di andare a scansionare e quindi, tra virgolette, insomma, acquisire informaticamente la documentazione che la persona ci porta nel momento in cui si presenta per fare la propria dichiarazione dei redditi. Questo adempimento è previsto da quello che è la nostra attività, quindi non si fa nulla di più, e nel momento in cui chiediamo gli originali su cartaceo e non ad esempio su supporto informatico, che può essere oggi lo smartphone, il cellulare, può essere una chiavetta che viene consegnata, ecco, noi dobbiamo per forza di cose fare un'operazione, in questo caso di scarico di quella documentazione che la persona ha eventualmente sul proprio telefonino piuttosto che sulla chiavetta, e proprio per avere il cartaceo, proprio per fare questa operazione di scansione. Quindi al fine di gestire al meglio l'appuntamento del cittadino che viene da noi, rispettare le tempistiche, non farlo tardare né lui e nemmeno le persone giustamente che sono dopo di lui in appuntamento, chiediamo di portare con sé, eventualmente di stampare già magari quell'eventuale documentazione, o meglio ancora, giustamente, perché le fotocopie non si possono utilizzare, di avere naturalmente con sé gli originali. Poi il fatto di giustamente conservare la documentazione, anche qui è un obbligo previsto dagli adempimenti della stessa Agenzia Entrate, sia nei confronti del cittadino ma anche giustamente nei confronti dell'intermediario. Perché? Perché ci sono delle annualità che devono essere rispettate di conservazione, affinché l'Agenzia Entrate possa fare dei controlli sulla dichiarazione dei redditi che io ho compilato. Quindi entro il quarto anno successivo da quando di fatto ho elaborato la dichiarazione, io devo conservarmi. Se me lo tengo anche un anno in più non succede niente, prendo un cassetto, metto le buste e le tengo là. Perché, ripeto, soprattutto nell'autunno, ma adesso l'agenzia bene o male lo fa anche un po' durante comunque tutti i 12 mesi, ma in particolare nell'autunno arrivano dei controlli dalla stessa agenzia, arrivano all'intermediario, e è per questo che noi dobbiamo, nel momento in cui dobbiamo rispondere per conto del cittadino all'agenzia, avere la documentazione per dire: no, agenzia, guarda, tu hai rilevato che questa spesa che il cittadino ha inserito nel suo 730 è perfettamente corrispondente a quella che prevede la normativa, e quindi dobbiamo avere il documento scansionato, e di fatto facciamo un lavoro per conto del cittadino in questo caso, quindi lo aiutiamo appunto l'intermediario, e questo è in mezzo tra il cittadino e l'Agenzia Entrate. E giustamente non finisce l'attività del CAF in questo caso nel momento in cui la persona si presenta per fare la sua dichiarazione dei redditi. A volte avvisiamo il cittadino di questo controllo sulla sua dichiarazione, perché purtroppo comporta una restituzione, il pagamento eventualmente di qualcosa. Sappiamo che le sanzioni in quel caso sono a carico dell'intermediario
l'intermediario qualora avesse commesso naturalmente un errore nella compilazione, perché magari è stato non attento a quello che è la normativa, quindi se l'operatore non per buonismo ma perché magari non legge bene cosa prevede l'agenzia inserisce una spesa che in realtà non ha tutti i requisiti per essere inserita, è comunque l'intermediario, il CAF, che risponde. La persona dovrà restituire la detrazione che eventualmente o la deduzione che ha preso attraverso la dichiarazione, ma compete naturalmente all'intermediario, il lavoro lo fa lui e giustamente risponde per quello che è insomma la sua attività. Giuliana Maffei, veniamo a quelle che sono nel dettaglio le possibili detrazioni. Iniziamo dalle polizze assicurative. Quali sono detraibili? Nel 730, come anche nel modello redditi, è possibile portare in detrazione tutta una serie di spese collegate alla persona, ai figli, allo studio, piuttosto che alla casa. Nello specifico è interessante sapere che è possibile portare in detrazione alcune polizze con una detrazione del 19%. Fra le polizze che possono essere portate in detrazione abbiamo le polizze vita contro gli infortuni, le polizze di tutela per le persone disabili, le polizze a rischio non autosufficienza e le polizze per gli eventi calamitosi. Per quanto riguarda queste polizze, ognuna ha un limite diverso. Ad esempio, per quanto riguarda le polizze vita e infortuni abbiamo un limite di detraibilità di 530 euro, quindi noi su questi 530 euro avremo una detrazione del 19%. Per quanto riguarda le polizze per i soggetti con disabilità il limite massimo è 730 euro. Per quanto riguarda invece le polizze per le calamità contro le calamità naturali non vi è nessun limite. Questa è una delle ultime polizze che è possibile portarsi in detrazione in dichiarazione dei redditi. Magari non tutti sanno ancora che è possibile farlo, in quanto è solo dal 1° gennaio 2018 che è entrata fra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi. È possibile portare in detrazione per questa ultima polizza tutte quelle polizze rinnovate o fatte ex novo a far data dal 1° gennaio 2018. È possibile inoltre portarsi in detrazione anche, e ne stiamo vedendo in questi giorni, dall'inizio campagna forse la voce sia un po' diffusa, e visto anche che ultimamente il maltempo ha creato non pochi danni anche nella nostra zona, molti condomini stanno facendo appunto delle polizze condominiali contro gli eventi calamitosi. È interessante sapere che anche queste polizze possono essere portate in detrazione. È sufficiente che l'amministratore di condominio produca una dichiarazione dove va a riportare quant'è la quota che può portarsi in detrazione il condomino e che questo importo è stato effettivamente pagato. Per quanto riguarda tutte queste polizze, allora non è facile, come lo sto dicendo, perché ognuna di queste ha delle clausole da rispettare. Ad esempio bisogna fare attenzione chi è il contraente assicurato. Se è per me, io mi detraggo sul mio 730 ad esempio l'assicurazione, la polizza vita e contro infortuni mia, devo essere sia il contraente che l'assicurato. Posso anche portarmi in detrazione, ad esempio, un'assicurazione fatta per un familiare, dove io sarò contraente e l'assicurato è il mio familiare. Posso inoltre ancora portare in detrazione una polizza dove contraente e assicurato è un familiare fiscalmente a carico. Ovviamente per capire se sono rispettati questi requisiti, oltre al pagamento, di prassi viene prodotta una certificazione
dall'agenzia che ci segue per quanto riguarda queste polizze. È opportuno portare anche al momento dell'appuntamento il contratto dal quale si evincono queste cose che abbiamo appena visto, quindi chi è il contraente, chi è l'assicurato, se è un soggetto fiscalmente a carico e quant'altro. Tutti questi oneri, queste spese, devono essere necessariamente pagati con mezzo tracciabile e seguono il principio di cassa. Cosa vuol dire? Che se io una polizza, ad esempio una polizza del 2024, l'ho pagata però il 10 gennaio del 2025, non potrò portarmela in detrazione in questa dichiarazione dei redditi perché per cassa potrò detrarmela il prossimo anno. Principio di cassa vuol dire che io mi posso portare in detrazione tutte quelle spese che ho sostenuto, ad esempio per la dichiarazione dei redditi che facciamo adesso, quindi 730 2025, redditi 2024, quindi il principio cassa, spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. C'è qualche onere che supera il principio di cassa, ma quelli sono gli oneri pluriennali, sono degli oneri particolari, come possono essere ad esempio recupero edilizio, risparmio energetico, ma sono cose particolari e per quasi tutti gli oneri si rispetta il principio di cassa. Grazie, intanto avremo poi tanti altri temi, ma prima abbiamo una chiamata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, io sono Cadamuro da Quinto di Treviso. Volevo chiedere, 25 anni fa ho ricevuto una mini pensione che ho lavorato un anno in Germania. Sì. Attualmente, allora, ho chiesto al sindacato cosa dovevo fare. Mi hanno risposto che riguardo la modesta cifra non serviva a fare nessuna dichiarazione. Oggi l'anno scorso ho visto sul RED che ci dovrebbe fare la dichiarazione. L'ho vista tardi purtroppo e io l'ho fatta. Vorrei sapere che fine farò con questa denuncia che ho fatto. Monica, prego. Sì, allora la gestione comunque è una pensione estera, non so se eventualmente Giuliana vuole spiegare un attimo il trattamento eventualmente della pensione, perché bisogna capire naturalmente intanto l'origine della pensione del signore. Lui avrà fatto una verifica, mi pare di aver capito che ha verificato un'obbligatorietà probabilmente nel presentare la dichiarazione dei redditi e non so se l'ha iniziata a inserire da una certa data in avanti. Per il pregresso è chiaro che l'Agenzia è entrata nel momento in cui dovesse fare un controllo sulla dichiarazione dei redditi che il signore ha presentato da una certa data in avanti. Naturalmente potrà eventualmente intanto capire, immagino che avessi i requisiti per essere inserita all'interno della dichiarazione. Di fatto potrebbe anche andare a ritroso e andare a verificare le posizioni, ma allora escludo in questo caso, voglio dire, di allarmare il signore, perché sono comunque controlli a campione che vengono eseguiti e ripeto, chi ha eseguito e che ha fatto iniziare eventualmente il soggetto a dichiarare la pensione estera avrà eventualmente anche valutato evidentemente che non c'erano pericoli per poter fare e sistemarlo da quel momento in avanti, quindi lo rassicurerei in tal senso. Okay. Giuliana voleva aggiungere qualcosa in tal senso? No, allora, quello che ha detto Monica è più che giusto. Alla fine quasi tutte le pensioni estere vanno dichiarate, nello specifico quelle tedesche sicuramente sì.
Giustamente chi lo ha consigliato gli ha detto di dichiararla, perché comunque poi se vengono fatti dei controlli almeno emerge la buona fede del signor Cadamuro, mi sembra che si chiamasse, Esatto. in merito al fatto di dichiarare questo importo. Se gli importi sono esigui, anche se facessero i controlli, le sanzioni o quel che è non dovrebbero essere poi così elevate. L'importante secondo me è sempre mettersi a posto col fisco, si dorme meglio, si sta più tranquilli. Il signore ha aspettato 25 anni ma ha fatto bene secondo me a farlo. Dopo non so se è un nostro utente, se vuole eventualmente che lasciarci il numero, proviamo a fare ulteriori verifiche, perché poi oltre al modello 730 dobbiamo ricordarci che esiste anche il modello RED. Il modello RED è una verifica reddituale che l'INPS fa ogni anno ad alcuni soggetti che percepiscono alcune prestazioni aggiuntive, quali possono essere gli assegni familiari, la maggiorazione al minimo. Quindi oltre a quello magari io verificherei di essere a posto anche col RED. Magari il signore lo dichiarava nel RED e non lo dichiarava a livello di dichiarazione dei redditi, però secondo me ha fatto la cosa giusta, e se dovessero fare controlli, visto che l'importo è esiguo, magari quello che gli verrà chiesto di pagare sarà anche limitato. Noi grazie, noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta con l'approfondimento della CGIL per parlare di campagna fiscale. Abbiamo però subito una telefonata in attesa. Pronto e buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Michele. Sì, volevo semplicemente una domanda. Io praticamente ho fatto dei restauri a casa, quindi ho fatto le mie detrazioni, ma non avendo un plafond di IRPEF abbastanza capiente, perché non lavoro già da un po' di tempo per svariate situazioni, quindi non riesco a portare indietro le detrazioni. Però questo anno sono venuto a sapere che le detrazioni poteva farle anche mia moglie, anche se non è residente nel mio appartamento, però i pagamenti sono stati fatti dagli stessi conto correnti e sulle fatture risulta anche il codice fiscale di mia moglie, ma il CAF mi dice no, non è più possibile tornare indietro. È vera questa situazione, perché adesso non riesco più a rientrare del plafond. E Giuliana, se può rispondere lei a questo telespettatore. Allora, chi le ha detto che non è possibile ha ragione, perché lei dice che all'inizio è riuscito a portarselo in detrazione, in dichiarazione dei redditi, perché aveva un reddito e delle ritenute soprattutto su cui vantare questa detrazione. Lei adesso non può più girare queste spese alla moglie, perché quando io inizio a detrarmi un onere pluriennale come una ristrutturazione piuttosto che un risparmio energetico, faccio una scelta laddove ci siano le condizioni, e nel suo caso c'erano, essendo il conto cointestato, e quindi quella detrazione rimane in capo a me per 10 anni. Se invece il primo anno lei fosse stato già nelle condizioni di non potersi detrarre questo onere, poteva intestare la spesa, dichiarare nei documenti di spesa che la spesa era stata sostenuta dalla moglie e quindi la portava in detrazione lei. Ma nel momento in cui viene fatta una dichiarazione sola, quella scelta non è più modificabile, e quindi lei, fin tanto che non avrà nuovamente un lavoro che le permetta di detrarsi questa spesa, lei non potrà recuperare la spesa. Allora, riassumo per chi magari non sa come funziona la detrazione o la deduzione delle spese. Non è che lo Stato dica ok, tu hai speso 10.000 euro, di questi 10.000 euro hai diritto al 41% di detrazione, quindi di 4.100, e te li do. No, io su quei 10.000 euro, ad esempio, nel caso del signore che ha avuto una ristrutturazione, potrà detrarsi, mettiamo il 41 piuttosto che il 50%, quindi 4.100 io li vado a recuperare sulle tasse che ho pagato,
quindi lo Stato mi restituisce una parte delle tasse che ho pagato, perché ho capienza per i 4.100. Ma se ad esempio io non ho un reddito, ho un reddito basso, per cui non sono tenuto a pagare le ritenute, non potrò recuperare nessuna spesa in dichiarazione dei redditi. Quindi il signore purtroppo, fin tanto che non avrà un nuovo reddito e avrà capienza, si perderà quegli anni di detrazione fino ad arrivare ai 10 anni. Se fra 2 o 3 anni ritrova un lavoro, ricomincia a lavorare, mi auguro per lui, potrà ricominciare a detrarsi l'ORAN. Grazie Giuliana. Torniamo a noi, Carla. Quali sono le tipologie di regime fiscale e contabile che sono in vigore nel nostro Paese? Allo stato attuale i regimi sono quello ordinario, quindi semplificato, e regime forfettario. Chiunque che decide di aprire partita IVA può fare la considerazione, avere anche la consulenza da parte nostra, capire qual è il regime più consono al tipo di attività, al tipo di presunzione di fatturato che potrebbe esserci, anche i costi che potrebbe andare a sostenere nell'arco dell'attività professionale. E faccio presente che questo è una semplificazione sia fiscale sia contabile, per il semplice fatto che ad esempio il forfettario, che è quello che è entrato in vigore nel 2015, può accedere chiunque, sia chi è considerato come impresa, faccio un esempio, l'artigiano, il commerciante che va dal negozio di lampadari all'agente di commercio, al muratore, e anche come liberi professionisti, quella persona che fa attività di consulenza, il medico, il psicologo, l'infermiere, cioè tutto tipo di attività. È solo da capire se per accedere a un regime, specialmente al forfettario, ha delle caratteristiche per accedere, perché ci sono delle considerazioni da valutare. Ad esempio, una delle cause ostative era il discorso di non avere un reddito in riferimento all'anno precedente dell'apertura della partita IVA, un reddito da lavoro dipendente o assimilato, quindi da pensione, con un lordo non superiore ai 30.000. È entrata la novità nel 2025 che per il momento parlano solo per il 25, hanno aumentato questo limite da 30.000 passa a 35.000. Quindi la considerazione è la prima cosa, che se un cliente mi viene per aprire partita IVA nel regime forfettario faccio questa verifica, chiedo se ha lavoro dipendente, verifico il CUD e da là posso capire che può accedere, spiegando poi tutte le diversità, perché nel regime forfettario non posso inserire costi inerenti all'attività, tipo non so se ho l'affitto, se sostengo del materiale per cancelleria o il semplice carburante per lo svolgimento dell'attività. Mi viene in mente l'agente di commercio che utilizza l'auto per questo tipo di attività, quindi non posso, perché in base al codice attività, il codice ATECO, è determinato un coefficiente di redditività. Faccio un esempio, i liberi professionisti, che va dal fisioterapista, che va al geometra, al medico, va a pagare sul fatturato il 78%. Quindi fatturo 100, pago le tasse sul 78%. Questo è un adempimento fiscale, quindi poi l'altra caratteristica, se viene considerato che è una nuova attività, non mi va a pagare imposte IRPEF e addizionali regionali perché sono esenti da questa tassazione, ma paga un'imposta sostitutiva del 5% se è una nuova attività per i primi 5 anni, e capisce che è molto vantaggiosa la cosa. Poi passa dal 5 passa al 15%. Quindi questo è a livello fiscale come agevolazione. A livello contabile è esonerato dalla gestione delle scritture contabili, quindi non esiste registri, basta solo la conservazione delle fatture. Poi con l'evento dell'obbligo della fatturazione elettronica, che si appoggia a un gestionale, quindi anche le software house fanno la conservazione di queste fatture, quindi diciamo che semplifica la cosa. Un attimo da tecnico perché è caduto purtroppo. Allora, nel frattempo, mentre Carla lo recupera, vado a
sentire chi c'è in linea perché abbiamo ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Mogliano, sono da Mogliano Veneto, Marco. Prego Marco. Volevo sapere, mia mamma ha un reddito imponibile INPS pensionata di 28.000 euro all'anno e voglio sapere da adesso da 4 scaglioni IRPEF l'hanno ridotta a 3. Mia mamma prima pagava il 4 scaglione, adesso che paga il terzo scaglione praticamente paga come uno che ha un reddito di 65.000 euro lordi l'anno di imponibile INPS. Non è giusto questa cosa, o no? I sindacati cosa fanno per... E dopo un'altra cosa volevo sapere, uno che è pensionato, che ha pagato tutta la vita le tasse, perché la pensione deve essere tassata? E anche un altro motivo, mia mamma ha bisogno di un'assistenza domiciliare e paga all'anno 5.000 euro di imponibile INPS per le collaboratrici familiari. Sembra giusto? Grazie, buonasera. Grazie, io credo, adesso faccio rispondere Giuliana, che i sindacati, in questo caso il CAF, applica quelle che sono le normative, non si inventano nulla. Esattamente. Giuliana, riusciamo a sintetizzare e a rispondere al nostro telespettatore sulle varie questioni che ha messo sul tavolo? No, lui parlava intanto di 60.000 euro, ma l'aliquota che viene applicata alla pensione della mamma, allora, dai 15 ai 28.000 è il 25%. Cioè l'aliquota massima, poi fra i 28 e i 50 l'aliquota è 35, dopo i 50.000 è un 43%. Quindi non penso che la mamma, in virtù del fatto che ha 28.000 euro di reddito, vada a pagare come chi ha 60.000 euro, perché chi ha 60.000 euro si trova applicato, a parte che poi è un po' complicato il reddito, non è proprio, perché c'è un'aliquota marginale, si va a scaglioni, sui primi 15 pago il 23, sugli altri dai 15 ai 28 il 25 e quant'altro. Non so cosa fare, i sindacati secondo me si danno da fare, mi esprimo in una materia che non è proprio la mia perché io sono una fiscalista. Solo che poi quando si scende in piazza o si protesta o bisogna andare a votare, la gente magari sta più comoda sul divano, però noi facciamo del nostro meglio per supportare i cittadini. Mi dispiace che poi passino delle informazioni sbagliate come quella che è passata al signor Marco, che la mamma non paga come un soggetto che prende 60.000 euro, ma paga come tutti i cittadini pensionati o lavoratori dipendenti in base all'aliquota e allo scaglione di competenza per il proprio reddito, la propria pensione, quindi nel caso della signora nel limite del 25% di aliquota. Ecco, poi, Giuliana, il signore faceva anche un altro appunto rispetto al fatto che mi pare di aver capito che paga un'assistenza domiciliare. Esatto, sì, per l'assistenza familiare. Cioè, immagino che possa utilizzare anche attraverso la dichiarazione, se si viene aiutato, qualcosa. No, effettivamente se lui paga una badante, a prescindere che anche qua è possibile usufruire di due mezzi ben distinti. Uno è la detrazione fiscale, quindi se può detrarsi fino a 2.100 euro per lo stipendio della badante se la mamma non è autosufficiente, eventualmente possono essere portati in deduzione i contributi che sono pagati per la badante, ma è possibile anche utilizzare, presentare l'ISEE, perché con l'ISEE si possono avere diverse agevolazioni. Ad esempio c'è l'ICD, che è l'impegnativa di cura domiciliare della Regione Veneto, che viene incontro, dà dei contributi a quei soggetti che assistono in casa i familiari o direttamente, questo si chiama assegno di sollievo, oppure se hanno assunto una badante e in base all'ISEE vengono dati dei contributi. Io ho visto anche dei contributi importanti che vengono dati alla famiglia. Comunque consiglio al signor Marco, se non ha un CAF o un consulente di fiducia,
di provare a venire presso uno dei nostri uffici. Il signore mi sembra che diceva che di Mogliano, noi abbiamo una sede a Mogliano, e magari chiedere supporto per tutto quel che è il mondo della disabilità, che può essere quindi, come dicevo, in merito alle detrazioni fiscali per le badanti, contributi, oppure di supporto nell'elaborazione dell'ISEE, e magari viene suggerito al signor Marco quali sono le agevolazioni di cui può usufruire, oppure io consiglio anche di provare a sentire l'assistente sociale del proprio comune, che magari saprà indirizzarlo su quelle che sono le agevolazioni che il comune o la regione può dare alla famiglia di supporto alla signora che ha questi problemi. Abbiamo 2 minuti scarsi, Monica, prima di chiudere. Un accenno all'ISEE che permette anche di usufruire di quelle che sono le agevolazioni sia nazionali ma anche locali. Sappiamo che ci sono delle convenzioni con delle realtà territoriali. Sì, allora per quello che fa il sindacato, giusto per tornare magari un attimo anche a dare una risposta concreta rispetto all'attività appunto in questo caso CGIL insieme alle altre organizzazioni sindacali del territorio trevigiano, sono state riconfermate anche per l'anno 2025 le convenzioni sottoscritte negli anni precedenti con il gestore dell'Alto Trevigiano Servizi per quanto concerne l'erogazione dell'acqua, e anche per la Savno invece, che è l'Asporto Rifiuti, è il gestore. Naturalmente per chi abita nella nostra provincia sapete che mancano di fatto 2 gestori all'appello, perché questi coprono una parte del territorio della provincia di Treviso, quindi manca ancora Contarina per quanto riguarda l'Asporto Rifiuti e manca Piave Servizi. Il nostro impegno chiaramente è quello di poter lavorare anche con gli altri gestori in modo tale da poter dare ai cittadini appunto che abitano nei comuni serviti da questi gestori dei contributi, o meglio degli sconti direttamente nella fattura che viene pagata appunto per queste due utenze. Per quanto riguarda l'ATS siamo quasi in chiusura perché di fatto scade il 15 maggio, però insomma se eventualmente ci fosse qualche ritardatario che ha già rinnovato l'ISEE da gennaio al 15 di maggio e che magari non ha ancora presentato la domanda per poter ottenere, avendo l'ISEE al di sotto dei 20.000 euro, può tranquillamente passare in una delle nostre sedi oppure inviarci anche via mail l'utenza in modo tale da poter gratuitamente predisporgli la domandina. Saremo noi poi che invieremo direttamente ad Alto Trevigiano Servizi i riferimenti della persona che ha diritto allo sconto e la si vedrà chiaramente applicata nell'erogazione nella prima utenza a conguaglio naturalmente per l'annualità. Per Savno invece abbiamo una tempistica un pochino più lunga e quindi insomma rinnovo l'appello a tutti i residenti che hanno questo gestore anche in questo caso di passare, se non hanno rinnovato l'ISEE, di passare eventualmente e rifare l'ISEE, e anche per Savno è sufficiente insomma l'ultima fattura, predisponiamo la domandina e gratuitamente anche in questo caso invieremo i dati a Savno e anche qui lo sconto in fattura verrà erogato con l'ultima fattura a conguaglio diciamo dell'annualità. E quindi insomma diciamo che sì, i contributi che si possono, come diceva anche Giuliana, utilizzare attraverso l'ISEE sono molteplici, a volte non si conoscono. Il nostro impegno è anche quello, nel momento in cui uno entra in una delle nostre sedi, di far sì, a prescindere dalla prestazione che chiede, come può essere eventualmente la predisposizione per un titolare di partita IVA, di dirgli comunque guarda che puoi ottenere eventualmente qualcosa in aggiunta facendo insomma compilando l'ISEE gratuitamente. Grazie davvero a Monica Giomo, grazie a Carla Barelli, grazie a Giuliana Maffei, grazie a voi per averci seguito, vi lascio al film Non ti voltare. Buon proseguimento di giornata.